Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Buongiorno tropicani e benvenuti all'interno di questa sesta parte del game Tropico 3 Absolute Power. Andiamo a continuare la nostra partita che avevamo lasciato in sospeso, quindi abbiamo vinto le elezioni, siamo risultati vincenti ed eccoci qui all'interno del nostro scenario. Come possiamo vedere abbiamo la nostra fabbrica di sigari in costruzione e la nostra centrale eolica appena costruita, come vi ho illustrato nel video precedente. Quindi la cosa più importante da fare all'interno di questa sesta parte è sviluppare quindi l'economia e quindi migliorare il nostro budget per avventurarci in operazioni finanziarie un po' più elevate. Degli ambientalisti di ritorno da una vacanza in Florida ci hanno parlato di una grande innovazione: la discarica di rifiuti serve a raccogliere tutta l'immondizia. Non lo sapevo, guardate, rendendo l'ambiente sicuramente più pulito, ma la cosa sembra inutile. Francamente mi rimane il fatto che loro ne vogliono vedere una sulla nostra isola. Ok, come potete vedere gli ambientalisti ci hanno richiesto una discarica per i rifiuti e noi per ottenere la loro stima certamente la costruiremo, perché come potete vedere gli ambientalisti hanno il 40% di rispetto nei nostri confronti, quindi è meglio aumentarlo. Allora, appena ristabiliremo il nostro budget economico andremo a costruire quindi questa discarica di rifiuti che, come potete sapere, serve per raccogliere i rifiuti, e quindi all'interno di questo game quindi potete trovare anche diversi oggetti che servono per le diverse costruzioni che sono utili per rendere il paesaggio ancora più pulito e più bello. I comunisti si lamentano per la mancanza di un'adeguata assistenza sanitaria, non possiamo più contare sulla medicina tradizionale. Che sperano che il governo stia per realizzare un ospedale. Per una volta sono contenta di vedere esposto pubblicamente il volto crudele e ipocrita dei nostri politici. Ci spiegano che siamo troppo poveri per avere un ospedale. Appena prima di salire su un jet privato per andare a farsi curare in Florida. Stiamo costruendo il nostro ospedale come ci hanno richiesto i comunisti, e come vi dicevo ci sono tanti elementi che possono migliorare la qualità dell'ambiente anche per far venire più turisti all'interno della città. Questo è il turismo, è un argomento che tratteremo più avanti, perché serve per aumentare anche il rispetto quindi del nostro presidente nei confronti degli altri paesi, e anche per aumentare i soldi all'interno delle nostre casse. Comunque l'ospedale è stato completato, come potete vedere abbiamo bisogno di laureati del college, quindi io direi di rafforzare prima di tutto. Intanto costruiamo la nostra discarica come possiamo dire, per gli ambientalisti che ce le hanno richiesta. Discarica di rifiuti, perfetto, la posizioniamo in un posto dove i rifiuti sono davvero un problema. Vediamo un po', posizioniamola qui, questo posto. Anzi no, mettiamola vicino alla miniera, sì, perfetto. Costruiamo questa discarica e ovviamente cosa dovevamo costruire? Dovevamo costruire il college per il nostro per avere laureati, affinché le nostre infrastrutture lavorino senza dover chiedere degli esperti dall'estero. Posizioniamo anche il college e quindi dobbiamo aspettare solo che i nostri lavoratori completino l'opera. Come potete vedere abbiamo costruito nel video precedente il giornale, e a secondo della fazione che è scontenta, secondo voi potete dedicare un giornale che parli della sua storia, come la parola di Dio, aumenta il rispetto della fazione dei religiosi, voce del lavoratore, aumenta il rispetto della fazione dei comunisti, Financial Times, aumenta il rispetto di tutta la popolazione, eccetera. Comunque potete vedere che per ora la nostra cittadina sta andando bene, come eravamo partiti che non avevamo abbastanza soldi nelle nostre casse. Comunque stiamo andando sempre a migliorare, modificando quindi l'apparato economico. La fabbrica, un garage non regge più il traffico, costruisce un altro nelle vicinanze. Come dovete sapere, più cittadini ci sono all'interno della nostra piccola isola, più saranno come possiamo dire, saranno le macchine presenti all'interno della nostra isola, quindi ci vorranno più posti. Provvederemo a costruire un altro garage. Intanto andiamo a osservare la fabbrica di sigari, che è stata ultimata, quindi immagazzina tabacco per poi renderlo sigaro e venderlo a un prezzo più alto. Possiamo anche fare delle migliorie. Il controllo climatico consuma 5 megawatt e 6.000 dollari dalle nostre casse, però il 20% in meno delle materie prime in meno. Arrotolatore automatico, più 50 produzione, ma vengono prodotti sigari arrotolati in automatico di minor valore.
più 15 qualità del lavoro. Io direi di mettere il nostro bel ventilatore qui, il controllo climatico, che è davvero fondamentale per questa azienda, e anche i lucernari. Perfetto. Abbiamo ricevuto pure degli aiuti finanziari. Vediamo se il nostro Ministero degli Esteri sia completato. Cosa succede? Il Presidente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si è stancato di tenere conto delle vittime dell'influenza di là. Ha dichiarato la fine della quarantena. A quanto pare l'intera faccenda era una mezza bufala. Ci hanno preso per i fondelli. Quindi ci hanno fatto preoccupare per niente. Comunque possiamo vedere che cos'è questo? Un ranch. Ah, il ranch che abbiamo costruito per allevare le nostre bestie e quindi vendere la carne alla loro morte. Comunque possiamo vedere che la nostra fabbrica di sigari è stata ultimata e quindi ha già immagazzinato 697 unità di tabacco da trasformare in sigaro. Intanto diamo un'occhiata al nostro college, sta per essere ultimato, ma i lavoratori cosa stanno facendo? Perché non ne trovo in giro? Ah sì, stanno andando a ultimare la nostra discarica, che abbiamo messo la priorità alta. Fanno bene perché dobbiamo avere un'indipendenza dagli Stati Uniti e dalla Russia riguardanti i nostri esperti. Comunque, un'altra cosa che volevo mostrarvi è che nel caso di una necessità economica possiamo emanare alcuni editti. Il Aspettate, presidente vediamo. americano John Fitzgerald Kennedy è stato assassinato. In Gli là. Stati Uniti sono sotto shock. Il nostro presidente ha inviato una lettera di condoglianze ufficiale al governo americano, offrendo la propria consulenza per la sicurezza del prossimo presidente. Ecco, come potete vedere è stato assassinato il presidente degli Stati Uniti e noi gli facciamo le nostre più care condoglianze, però andiamo torniamo all'interno della nostra isola. Praticamente se siamo come possiamo dire, con un bilancio economico negativo, possiamo anche utilizzare questi editti, alcuni non molto, come possiamo dire, non molto piacevoli alla popolazione, come stampa banconote. Guadagneremo $20.000, ma tutti i prezzi degli edifici e azioni speciali dei editti aumenteranno in via permanente del 30%, come potete vedere. Oppure possiamo sottoporre la nostra isola a test nucleari e quindi guadagnare soldi, ma la qualità dell'ambiente diminuirà drasticamente. Io direi di emanare l'editto, vediamo se lo trovo, permesso di costruzione. Ora vi spiego. Praticamente questo editto permette l'aumento di tutte le spese di costruzione del 20%, ma il 10% del denaro andrà a finire nel nostro conto in Svizzera, che sarà quello che dobbiamo fare accrescere, perché alla fine della partita, come vi ho ripetuto, il nostro punteggio sarà dato anche dai soldi che avremo in Svizzera. L'unica nostra fonte di introiti in Svizzera è il nostro museo dell'infanzia, che tutto va nel fondo pensionistico. Aspettate, i militaristi sono scontenti, anche se ritengono soddisfacente la diminuzione delle esercitazioni, pensano che i tropicani siano troppo indisciplinati, specie quelli armati di mitragliatori. Secondo loro ci servirà un generale ogni 3 soldati. Ecco, dobbiamo espandere le nostre forze armate. Come potete vedere c'è sempre qualcosa da fare, qualche Quando richiesta. il potere si fa insopportabile, ci si rende conto di essere atropico. Sembra che il presidente abbia ordinato di costruire una discarica. Perché non la costruisce all'interno del suo palazzo, dove la spazzatura è di casa? Basta con questi politici vergognosi. Va bene, diamo modo di esprimere le proprie idee alla nostra nemica. Comunque, cosa vi dicevo, dovevamo costruire un'armeria, perché l'armeria, come ben sapete, tiene all'interno dei generali che permettono di ampliare quindi il nostro esercito e rendere i militari più sicuri. Io direi di posizionarla qui, vediamo se ci riusciamo. No, posiziamola qui accanto al giornale. Perfetto. A breve il Ministero degli Esteri verrà ultimato, quindi potremo stringere delle alleanze con i nostri con i due grandi stati che ci accompagnano, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Intanto qui il molo non è stato ultimato e neanche la casa accanto. Io direi di aumentare la priorità perché è fermo da diverso tempo. La fazione delle liste è in preda a una forte preoccupazione, mentre tutti gli abitanti di Tropico chiedono con insistenza sempre maggiore che si celebrino delle elezioni. Solo lei può guidarci. Perfetto. Controllo su di lei perché non vi siano elezioni durante il suo mandato. Perfetto, qua ci arrivano sempre note riguardanti le elezioni, ma io direi di aspettare la data corretta per le elezioni senza anticiparle, perché ci sono gli editti per anticipare le elezioni. Comunque, intanto attendiamo che alcune persone richiedono pubblicamente le elezioni, come abbiamo letto all'interno della nostra lettera. Comunque io direi di aspettare normalmente l'anno adatto per le elezioni. Perfetto, il Ministero degli Esteri è stato ultimato e a breve rientreranno
arriveranno all'interno delle persone a occupare questi posti di lavoro. Perfetto. Io direi di migliorare la politica nei confronti degli Stati Uniti. Migliorandola, quindi possiamo garantire ai nostri abitanti una sicurezza dal lato degli Stati Uniti, e possiamo anche per esempio elogiarli o aiuti per lo sviluppo dagli Stati Uniti, e infine possiamo anche stringere un'alleanza che praticamente ci permetterà di mettere all'interno della nostra isola una base militare. Ha paura. Non vuole affrontare le elezioni. Mi sembra ovvio che non hai cojones per dirlo chiaramente. Pertanto lascia che siano i suoi lacchè, i lealisti, a fare il lavoro sporco, chiedendo l'annullamento della consultazione elettorale. Ah sì? Amici miei, preparatevi. La fine del regime è vicina. Ah sì? Voi le elezioni anticipate? Pensi che abbiamo paura? E facciamo le elezioni anticipate. Firma l'editto e prepara un discorso. Certo. Avanti. Firmato l'editto. A breve dovremo preparare il discorso. Comunque quello che vi dicevo riguardante gli Stati Uniti, che possiamo anche interagire con loro, infatti direi garantire, praticamente se effettuiamo quindi questo nostro editto, garantisce il 50% di sconto per la costruzione di centrali elettriche e aeroporti, perfetto. Attiva aiuti per lo sviluppo dagli Stati Uniti. Così perché per esempio se dobbiamo costruire qualche aeroporto per far venire qui all'interno della nostra isola dei turisti, avremo il 50% di sconto in meno. Quindi, in più, scusate. Allora, possiamo vedere, noi ci occuperemo di migliorare l'intrattenimento delle nostre persone, perché le abitazioni le abbiamo pressoché migliorate. Lodiamo lo spirito degli ambientalisti, che è abbastanza basso, e poi promettiamo per il nostro prossimo mandato ampie scorte di cibo. Sì, perfetto, via, emana. Aspettiamo il presidente, dov'è? Eccolo lì. Amici lavoratori, voglio evidenziare i grandi progressi che abbiamo compiuto. La produzione è cresciuta costantemente, di oltre il 25% in certe zone. Completeremo il piano quinquennale in 4 anni. Questo è il progresso. Bravo! Sì, abbiamo problemi e ci saranno sempre, soprattutto nell'attuale situazione economica. La mancanza di svaghi, di cui sentiamo tanto parlare in questi giorni, è uno di essi. Ma questo problema si risolverà, come tutti gli altri, con la stabilizzazione dell'economia. Durante i miei anni di presidenza avete sempre dimostrato la vostra gratitudine, compañeros. Però ricordate che siete voi i miei padroni, i miei datori di lavoro. Colgo questa occasione per esprimere la mia gratitudine agli ambientalisti che proteggono le meraviglie donate a Tropico da madre natura. Bravo! Un applauso. Il passato ha smesso di tormentare la nostra isola, ma non basta. Porterò Tropico nel futuro. Sì. Nessuno avrà più fame nella nostra isola. Mi pare anche Ho ovvio. un piano per assicurare abbastanza cibo a tutti nel mio prossimo mandato. Perfetto, come potete vedere il nostro... Il futuro di Tropico richiede la nostra vittoria. Ci hanno richiesto appena adesso una cattedrale da costruire all'interno della nostra città e di attuare un programma di alfabetizzazione, cioè di rendere le persone più alfabetizzate, come possiamo dire, più istruite possibili. Comunque, come potete vedere, lo nostro stato delle elezioni, se clicchiamo al di sopra quindi di questo grafico, possiamo vedere che il nostro presidente ha il sostegno, ha l'89% di sostegno contro l'11% di Caralea Moreno, che è il nostro avversario all'interno quindi di queste elezioni. Comunque vi andrò a illustrare l'esito finale delle elezioni nel video successivo, ovvero la parte 7, e vi illustrerò anche la svolta del turismo all'interno della nostra piccola isola e anche l'istituzione della cattedrale. Comunque questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. Grazie a tutti, Edward Van Helgen, ciao a tutti.